Mare, sole, terra, vento, i sapori del sud, la manifestazione alla quale ha partecipato l'Istituto Alberghiero di Siracusa, con ottimi risultati. Vediamo il servizio. Labanello sposa lo stocco. L'Ipsart Federico II di Svevia di Siracusa ha partecipato nei giorni 26, 27 e 28 febbraio al concorso enogastronomico Mare, Terra, Sole, Vento, i sapori del Sud, svoltosi a Messina presso l'Ipsart Antonello Messina, presentando il piatto quenelles di pesce stocco, cotto nell'olio extravergine, servite su crema di patate profumate alla vaniglia e aringa affumicata. Il piatto è stato preparato dall'alunno Antonio Messina con la supervisione del professore Roberto Donzella. Gli ingredienti principali del piatto sono il pesce stocco ammollato, l'aringa affumicata e la patata, cotti sapientemente nell'olio extravergine d'oliva. Il piatto sposa la perfezione con il Pretiosa delle cantine Gulino di Siracusa, vino bianco di un equilibrio e di un'eleganza di rara bellezza, che contiene un vitigno decisamente dimenticato come l'Abanello. La partecipazione a questi concorsi interregionali consentono una sinergia con i prodotti tipici del territorio, valorizzati dalle sapienti ricette dei futuri chef degli istituti alberghieri.